animami, gustos, sentidos arcanos, proati, gusto amores più forte de su tempus, produsti solo encanto e María, el suentus sonos, samento e saída, solo que tur que poesia, anima mia. Cavalli agli ordini dello starter. Partito. Nino Murru per la vittoria di Guresi che ha aperto la stagione di Sassari. Ci troviamo in un'occasione particolare, stiamo festeggiando la vittoria tua dell'Internazionale di Dublino, noi siamo alla scuderia Cosimo, ne approfittiamo per chiederti di questo cavallo che si toglie la qualifica di Maiden, percorso d'avanguardia, da cima a fondo in testa, però ti ha fatto un po' penare. Sì, allora Tonino mi aveva detto che il cavallo era brillante a partire, un cavallo un po' monocorde, un po' di passo e niente, mi ha detto se partite bene sia a me che a Lello, l'altro di scuderia, potevo andare benissimo davanti. Un cavallo che mi è piaciuto perché è molto brillante, mi ha preso una bella pedalata dalla parte di là, mi è piaciuto perché è molto serio e niente, un cavallo che sicuramente avrà dei margini di miglioramento perché è un cavallo con un'azione un pochino molto lunga, quindi farà sicuramente anche più metri e niente, ha vinto facile e bene, soddisfatti, e Tonino era contento, il proprietario lo stesso e anche io, bene. Sì, ha vinto facile perché poi ci ha messo un po' del suo per perderla, diciamo. Sai, magari un puledro, la prima volta a Sassari si trovano un pochettino in difficoltà davanti, così un pochettino ondeggiato, ma è stata una cosa un po' di inesperienza, l'ho subito corretto e è andata bene, dai. Sì, 10-8 di vantaggio dall'altra parte, hai preso un po' in mano in curva, poi nel Ma momento io, che hai caricato... quando ho rivisto la corsa ho pensato di aver camminato troppo, ma io ero facilissimo Sì. in mano, quindi non gli ho chiesto niente per avere quelle lunghezze lì, l'ho sempre fatto respirare, quindi quello lì è ancora una cosa ottima da valutare perché vuol dire che il cavallo Che deve veramente è venire andato molto facile, è andato. C'ha margini di miglioramento sicuramente. Sì, un cavallo che anche di fisico è molto grosso e magari ancora non è completissimo, quindi si spera che venga a migliorare anche con la distanza. Ok Nino, complimenti per Grazie. questa vittoria e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Massimo Marcialis, ben ritrovato. Parliamo della vittoria di Guresi che ha aperto la stagione a Sassari nella Maiden per proseguo di 2 anni. Avevo sentito anche Nino Murru, insomma, gli ha fatto una bella impressione. Ti voglio chiedere se voi ci credevate che vincesse in questa maniera. Sì, vabbè, allungando la distanza sì, perché lui ha corso a 1000-1200 e veniva sempre forte in fondo, perdeva un po' l'azione a partire, stentava a seguire, però in fondo faceva sempre bei finali, come l'ha fatto anche a Firenze, che ha corso una buona Maiden, che poi quelli che sono davanti a lui sono ripetuti. Sì, poi vabbè la categoria... Cavalabatter era l'altro nostro Che era debuttante, che era Killer debuttante, ha avuto un attimino di sbandamento, è un cavallino discreto anche quello, Senti. se no lotta la corsa con lui. A Nino gli ho chiesto che Guresi ci ha messo un po', ci ha fatto quasi di tutto per perderla, allargandosi e sbandando ai centro finali. Sì, vabbè, si è trovato da solo perché lui davanti non ci ha mai corso la prima volta. La attribuisce a quello? Sì, pista nuova e posto nuovo, magari gli ha dato una sbandata lì Un po' guardingo. al tondino, mi ha detto che era un po' guardingo. Comunque, vabbè, un cavallo di passo, ha fatto anche bene, andare avanti e mettere il passo, dai. Sì, un bel 2 anni, sicuramente morfologicamente forse quello... Sì, un cavallo un po' per come lui, un po' cavallo a distanza. Un War Command, insomma, loro... Quello che lascia ben sperare è che questi cavalli di War Command a volte escono anche con il passare dell'età, sì. Difatti lui è un puledrone, O meglio, vengono avanti corsa dopo corsa. Sì, morfologicamente, come vedi, è un cavallo a distanza, insomma, non c'ha il fisico del velocista, è un cavallo molto alto, fine, insomma, classico cavallo da 1800-2000, dai. Appunto sulla distanza che ha appena detto 1800-2000, ti chiedo l'ultima domanda e chiudiamo. Ritieni un turritano può essere un obiettivo? Ci
sono anche le femmine che Io ti chiedo di vanno lui. molto bene. Ti chiedo di lui. Vabbè, da qui al criterio ci sarà un altro mesetto, dunque il cavallo verrà anche avanti. Poi ci sono anche gli altri Sì, compagni di scuderia, che sono le femminucce, qualche femminuccia che ha dimostrato di muovere i piedi bene. Dai. Sì, abbiamo visto in questa stagione che avete fatto man bassa, che il team Cotto con il puro sangue di 2 vabbè, anni. Ci siamo scontrati fra di noi, Eh. i figli dei conti, perché insomma molti puledri, c'erano tanti iscritti, però partiti pochi. Adesso Qui- vediamo più in là, dai. La stagione è appena iniziata, dai, insomma, non è che... Comunque vabbè, noi dobbiamo debuttare ancora con un altro, quello poi- debutterà un po' più in là perché è un cavallone. Dai. Però gli altri che sono scesi in pista penso che siano scesi con profitto e con Sì, bene, anche l'altro Sauro, come si chiama? Super Destiny. Anche quello è un cavallo che farà qualche metro in più, anche quello soffre un po' la velocità. Sì, Anche poi se ha vinto al debutto battendo proprio a lui. Però insomma, secondo me sulla distanza va molto meglio. Ok Massimo, grazie per la Grazie. disponibilità, vi faccio un grande in bocca al lupo Grazie. e ci vediamo in futuro. Alla prossima. Sin is the road I go. Will have been lies before. Pasquale Salis, uno dei protagonisti della prima giornata di Ippodromo di Sassari, 2 vittorie, partiamo dalla prima, bella che Giusole, una cavalla che un po' ha sorpreso tutti, forse non voi che vi aspettavate forse una prestazione del genere. Sì, noi no, dai, dobbiamo dire la verità, ci si credeva tantissimo e lei ha ripagato le nostre aspettative appieno. Senti, ti sei messo a tiro del battistrada, poi in curva quando è spostato ha staccato bene proprio. Sì, molto Cavalla, facile. cavalla molto migliorata, sarà la pista, sarà... Sì, diciamo che è maturata con gli anni, è venuta molto avanti, ha imparato a correre subito sui primi, così sta lì a tiro sempre, arrivi fermo con le mani fino a 200 dal palo, poi se ce n'è ha dimostrato che si viene a casa facilmente. Anche perché comunque ha battuto 2 buone cavalle come Ciccale e Comparsita, poi vabbè ben cammina, sì. è stata quella che ha staccato essendo favorita, però insomma si è comportata bene. Dove può arrivare secondo te? Ma intanto vediamo. Coi metri, dico. Coi metri 1500 è la sua, poi ha dimostrato qua di arrivare a 1800, ci arriva un po' diciamo a ruzzoloni in gergo, però essendo meglio di qualche altro soggetto ci arriva. La sua è 1500 a Sassari, è quasi imbattibile. Sì, complimenti Pasquale, una bella cavalla, è passa anche in una bella condizione, Sì, quindi sì, complimenti anche al team che l'ha preparata. Francesco. Francesco Ladu, che forse avremo modo di sentire. Facciamo visita alla vincitrice della condizionata per Angloria Banziani, siamo qui col preparatore Francesco Ladu, se l'ha meritata dalla pagnotta. Eh sì, se l'è meritata sì. La corsa alla stragrande, interpretata super bene da Pasquale, ha fatto gli ordini come l'ho detto io. E a metà curva, se non c'era nessuno che tirava avanti, di tirar via lei, ha fatto una bella progressione su in fondo e poi si è staccato. Ti aspettavi una prestazione del genere? Perché comunque è stata forse la migliore della sua carriera. Sì, non me l'aspettavo così tanto bene, poi mancava qualche avversario buono, come Cleopatra De Mores, mancata, ovviamente c'era anche Bencamina, una buonissima cavalla che l'ha sempre battuta. Però a Sassari lei si trova benissimo, pista piccolina, con la salita, con addirittura corta. Si sposa perfettamente Sì, le sue perfettamente. attitudini. Senti, non tanto considerata al gioco, però insomma voi ci avevate fiducia in questo. No, avevo tanta fiducia, poi anche Pasquale quando allunga la monta anche lui, e l'ha sempre trovata bene, benissimo. Doppia soddisfazione, preparazione, proprietà, allevamento, insomma. Bella soddisfazione. dai. Bella soddisfazione, un po' meno insomma a Demone Sauro che abbiamo sentito sia Purtroppo è andata così, dai, ci rifaremo piano piano. infatti augurando anche il meglio a Demone Sauro, in bocca al lupo anche per il proseguo di questa bella cavalla, se ce la fai vedere per intero. Vieni. Una bella cavalla presentata benissimo, mai vista fosse così in condizione. No, sta benissimo. L'addosso è bella. Dici che si è completata forse Sì, con questo venire dagli anni si è completata. Si è fatta bella fisicamente. Non c'è niente a che dire, no? Sì, un bel gioiellino di Casa Ladu. Francesco, in bocca al lupo a te, Creppi. alla cavalla, alla scuderia, all'allevamento, in bocca al lupo prima. Grazie mille. Senti, parliamo anche della debuttante, Dorotea Di Monia,
anche lei insomma è stata un po' una sorpresa visto il movimento di gioco, non so se Team Pinna ci credeva, se ti aveva detto qualcosa. Sì, ci credeva, Raccontaci ma un è una po'. cavalla ancora indietro e può dare molto di più, però precisa, regolare, c'è una cavalla bella sveglia, pimpante, quindi subito lì, secondo, tutta strada, quando c'è stato quell'incidente diciamo del battistrada che... Di Mattia. Sì, infatti, ha scartato, ci siamo trovati in testa prima della curva, ma ripeto, nessun problema, bella, precisa, regolare. E anche con lei siamo venuti facilmente a casa. Sì, diciamo che proprio l'ha premiata la regolarità perché come hai Sì, detto sì, tu appunto. ha girato bene, insomma non ha avuto mai un'esitazione, in fondo ha anche allungato, insomma era un po' stanca forse nella salita però Sì, si è ci staccata. sta, però ripeto, è un po' indietro, anche lei può dare molto di più, è attesa in progresso. Sì, tutti si sono chiesti molto probabilmente come io, come il sottoscritto, se girava anche Demone Saurio come sarebbe andata a finire secondo te? Bah, devo essere sincero, secondo me vinceva lui. Sì? Perché diciamo ti stava Sì, ma poi portando. anche lui, ripeto, con Francesco siamo amici, che è il proprietario, l'ho montato più di una volta, quindi secondo me vinceva lui. Però le corse... Perché un po' la domanda, certo, perché un po' la domanda che si sono fatti in tanti, quindi bene così che non è successo nulla a Mattia Cavallo. Bene insomma. per me, perché ho vinto, infatti. nel male. Pasquale, ti ringrazio per la collaborazione, insomma ti auguro in bocca al lupo, 3 vittorie stagionali, insomma stai aumentando. Molto. piano piano, complimenti ancora. Grazie. Mattia Manca, un'intervista insolita, abbiamo sentito Salis che ha confermato che comunque un po' gli hai regalato la corsa con quel drittone con Demone Saurio. Ci racconti un po', tanto è andata bene, stai bene innanzitutto? Sì, no, sto bene, sono stato fortunato e devo ringraziare i film che ho guardato su Netflix in Francia e i video di parkour e di stuntman vari che mi hanno aiutato in questa A lanciarti? performance, sì. Senti, raccontaci un po', innanzitutto viaggiava in mano, facile, Sì, credo che sarebbe stato il cavallo da battere assolutissimamente. eri in testa. Era in testa, moderato, non potevo andare più piano di così perché credo che andavamo abbastanza piano. E niente, si è allargato un pochettino, poi ha sentito il cavallo di dentro, è venuto piano piano e poi ha deciso che voleva provare l'ostacolismo, questo brivido puro. Senti che i debuttanti a volte capita, sia a Sì, Sassari che a chi. purtroppo Sassari è, non lo so, Sassari è particolare, poi sono le siepi fino alle scuderie e dalle scuderie poi non ci sono. Iniziano a vedere il campo aperto, ma un po' quello non l'ha aiutato. Sì, poi bisogna guardare il lato positivo, se stavo sopra negli ostacoli avrebbe fatto solo una penalità perché ha toccato solo con i posteriori. Mattia, abbiamo voluto sentirti innanzitutto perché perché poi il video è stato virale, insomma l'hanno visto un po' in tanti, hai fatto un bel volo, diciamo. Sono stato bravo anche, Sì, però, sì, non a è- lanciare. Devo dire che non sono bravi quelli che vincono le corse, ma bravi quelli che si lanciano così non si fanno nulla, perché sono uscito inerme. Certo, niente, ti auguriamo in bocca al lupo. Anzi, Vuoi dire? mi sono fatto più male sopra il tavolo con la ventola a registrare il video che non a cadere, diciamo anche questo. In sala Fantini questo. Certo. Mattia, la raccontiamo così in maniera simpatica perché comunque è andato tutto bene e niente, siamo cose del mestiere, quindi ti auguriamo un in bocca al lupo, sarai presto in sella. Ah, pensavo me ne stavi curando così. No, di quelle no, a 100 anni un'altra si dice in Sardegna. Grazie mille. Well, down the road of sin is the road I go. Well, I've been lousy for Giuseppe Piccini, un vincitore della corsa dei puri a Fonni, insomma un assolo di questo cavallo cuore impavido che ha vinto bene. Buongiorno, ciao Bruno. Sì, ha vinto bene, ha fatto il passeggero, diciamo. No? L'unica cosa, tenerlo dietro perché mi tirava tanto e
e basta, altro poi quando ho spostato non c'è stato bisogno manco di muovere, quindi. Abbiamo visto, senti, un giro in attesa, poi quando hai deciso di muovere ha fatto un cambio di marcia di un cavallo di un'altra qualità. Sì. Ieri era proprio superiore, un paio di categorie superiore agli altri. Sì, bella vittoria, lunghezze sul secondo, senti, batteria secca, la domanda è d'obbligo. Per l'appuntamento del giorno clou, secondo te visto che è un cavallo che ieri debuttava in questi contesti, secondo te può fare... Penso che lo faccia anche batteria finale perché è un cavallo serio, tranquillo, non ha mai fatto il canapo e anche al canapo si è comportato benissimo. Certo, era meglio aver fatto batteria finale per vederlo, però secondo me non ha problemi. Anche perché da qui al 7 agosto non ci sono altre occasioni, penso. No, non penso, a meno che non vada a San Giovanni su Ergiu, ma non penso. Penso che l'altro appuntamento sarà a Fonni. Ok, a Fonni ti riconfermi come i big della Sardegna, insomma non deludi mai le attese, conta la tua esperienza in questi anni, nonostante il Covid che ti ha bloccato 2 anni, insomma sei ritornato... Ci ha bloccato 2 anni a tutti. Sei ritornato con una gran voglia ieri di montare a pelo. Sì, molto contento, felice di rimontare nei pali perché vabbè, è il nostro lavoro, ma è soprattutto passione e quindi bello. Ti trasformi quando monti a pelo. Faccio il mio lavoro. E lo sai fare bene perché ti abbiamo visto trionfare ovunque in Sardegna. Giuseppe, una bella vittoria, un buon cavallo. Sì, un buon cavallo. A Fonni la pista la conosci, l'hai vinto 2 volte, Sì, il palio grande, diciamo, quello più importante. L'hai vinto anche con Airbus, se non sbaglio, Sì, con Venere, di sangue. l'ultimo che avevano fatto di questo palio a Relève Roes, che mi sa si chiama così. Complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie per tutto, Bru. Well, down the road of sin is the road I go. Questo amore es più forte de su tempus, Progusti sola encanto en Maía, e su entus solos, samento e saída.